Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti e a tutte, eccoci qua nuovamente, 12ª puntata del nostro Giro del Mondo in 80 giorni, con me sulla navicella a presentare questa nuova puntata del martedì Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutte le persone in ascolto. E anche questa puntata sarà quel che sarà. Sarà quel che sarà. Allora andiamo col primo brano che ce lo canta la nostra amica Patti Scamperla, Gente distratta. Cosa resta del passato che non riesci a mandar giù? Il mare oggi è proprio un olio blu. Qui nessuno ti ha perdonato quando da casa te ne sei andato. Quanti progetti in mente, puoi finire a guardare il cielo, amando, sognando, crescendo, correndo, ti prendo, gente distratta che viene e va. Cosa resta del passato? Forse una 500 blu e un giradischi rovinato che ormai non va più. Tuo padre non ti ha mai parlato, per questo forse l'hai odiato. I grandi hanno sempre da fare e adesso cerchi un figlio per parlare, amando, sognando, crescendo, correndo, ti prendo, gente distratta che viene e va.
Gente distratta, l'ha cantata Patti Scanferla per noi. Gente distratta, Rossella, ce n'è di gente distratta in giro, no? Eh, Allora, vabbè, i soliti trabocchetti che mi fa Gian e io non sono mai pronta. Gente distratta e anche gente invece un po' troppo occhiuta su cose che dovrebbero passare come cose normali che succedono a scuola, no? Invece finiscono sui quotidiani nazionali addirittura. Allora, per parlarne, abbiamo con noi, facciamo salire subito a bordo della nostra navicella, Edina Kadic, benvenuta. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. E lei è la segretaria per la FLC, Scuola, Ricerca e Università Della di CGIL. Venezia, della CGL. E l'abbiamo chiamata perché si è scatenato un putiferio a partire da una, secondo molti, normale attività formativa prevista al Liceo Marco Polo di Venezia. Vuoi raccontarci un pochino, Edina, intanto, Sì, che cosa è successo? sì, diciamo che ormai è sui giornali e credo sia notizia conosciuta ormai da tutti perché tra i social e i vari quotidiani è da giorni che se ne parla. Sostanzialmente il liceo Marco Polo, quando ha progettato le attività didattiche per quest'anno scolastico, il collegio docenti ha approvato una serie di seminari, incontri formativi, insomma, per gli studenti per trattare le tematiche delle vicenda di Gaza, quindi della guerra che sta avvenendo a Gaza e tutta una serie di iniziative, da una mostra fotografica, interventi di giornalisti e quant'altro per parlare appunto di quanto sta succedendo. Quindi è un'attività deliberata, quindi decisa collegialmente da tutti i docenti dell'istituto. E c'è da sottolineare anche che è un'attività su base volontaria per gli studenti, quindi non è obbligatoria all'interno delle lezioni o quant'altro, è un'attività in più per gli studenti che sono interessati a informarsi e a partecipare. E questo diciamo che ha scatenato questa notizia, ha scatenato prima l'indignazione di un blogger, mi pare, adesso non mi ricordo neanche il nome, il quale è stato poi ripreso dall'onorevole Speranzon che appunto sui giornali è uscito con delle interviste accusando la scuola e i docenti di fare politica a scuola, accusandoli di non avere un contraddittorio, diciamo, dentro a questo dibattito, come se ci dovesse essere un contraddittorio. Il contraddittorio, esatto, quando si parla di una guerra o comunque di un genocidio. E appunto chiedendo di fare insomma un'interrogazione parlamentare al ministro Valditara, chiedendo al ministro stesso di intervenire nei confronti della dirigente dell'istituto, forse però non sapendo che non è il ministro che può intervenire, ma eventualmente l'ufficio scolastico regionale. Sì, ricordiamo che tutte le attività che si fanno a scuola vengono decise collegialmente, no? Dagli insegnanti. Esatto, E- di solito sì, sì, vengono proposte magari da 1, 2, 3 insegnanti all'interno di un percorso formativo, quindi hanno sempre una valenza educativa e formativa con degli obiettivi ben definiti, ben chiari e poi appunto si chiede l'approvazione di tutto il collegio dei docenti, quindi dell'insieme dei docenti dell'istituto. E tra l'altro una delle cose sacre, possiamo dire, della scuola era la libertà di insegnamento, no? Ovviamente parliamo di attività che abbiano una valenza didattica e in più sottolineavi che erano anche attività facoltative, non erano obbligati tutti gli studenti ad assistere. Esattamente, diciamo che appunto da una parte c'è la libertà di insegnamento da parte dei docenti, dall'altra parte c'è anche un'autonomia scolastica propria di ogni istituto nel deliberare quali sono gli obiettivi formativi, diciamo, per quell'istituto, che obiettivi si pone e come intende portare avanti la formazione e l'educazione dei propri studenti. E da qui poi si è scatenato un diluvio, no? Di polemiche, di discussioni.
Esattamente, soprattutto sui social ho visto che sono stati molto attivi, diciamo, alcuni follower, diciamo, ecco, ehm, sì, del blogger che ha iniziato con la vicenda, anche sotto gli articoli dei giornali. Si parlava che molti dicono la scuola non deve fare politica, la scuola deve fare la scuola e quant'altro. E diciamo che ormai queste ingerenze politiche, diciamo, dentro la scuola sono all'ordine del giorno, le vediamo quasi quotidianamente. Sì, io devo dire che trovo molto drammatico che ancora oggi si dica che la politica non deve entrare a scuola, nel senso, ovviamente siamo tutti d'accordo che non devono entrare attività di propaganda a favore di uno o dell'altro partito. Dopodiché dire che la politica non deve entrare a scuola è abbastanza surreale, insomma, no? Come si fa? Cioè Esatto. bisognerebbe chiudersi sotto una campana di vetro e ancora, anche parlando di un autore di 3 secoli fa o di storia antica, ancora comunque di politica si parla, nel senso alto del termine. E Esatto, quindi diciamo che non deve entrare la politica intesa come politica di partito, destra, sinistra, ma appunto come dicevi, intesa come valore più alto quando si trattano temi di attualità come guerra, diritti civili, questioni sociali, sono tematiche che dentro la scuola ci devono essere, perché la scuola è il luogo di formazione del pensiero critico dei cittadini del domani. Esatto. E qui siete intervenuti come CGIL, no? Anche con il segretario generale di Venezia a dare un appoggio alla scuola stessa. Sì, assolutamente sì, anche perché è ormai da un po' di tempo che vediamo continue ingerenze della politica dentro la scuola, anche una vicenda di pochi mesi fa, diciamo, ecco, di un giornalino scolastico in cui gli studenti avevano fatto un approfondimento, ma di loro spontanea volontà avevano deciso di approfondire proprio la tematica della guerra, della striscia di Gaza, della guerra in Palestina. E anche in quel caso c'è stato un consigliere comunale, se non ricordo male il ruolo, che appunto sui suoi social ha messo in evidenza questo giornalino dove veniva pubblicato anche il nome e il cognome del ragazzo che aveva scritto l'articolo e accusando appunto la scuola, i docenti di fare propaganda politica dentro le classi. Che clima si crea all'interno della scuola, specie dopo quando si sente appunto l'intervento da parte del ministro di un controllo, di un'intimidazione quasi, no? Attraverso questa possibilità da parte del ministero. Esatto, si crea un clima pesante sicuramente che rischia di produrre anche autocensura. Si impoverisce così il dibattito educativo perché comunque anche come insegnante, io sono anche docente in primis, un insegnante che si sente sempre sotto pressione, che cosa può dire quella mezza parola in più o in meno, che effetto può fare sulle famiglie o sull'esterno, si rischia proprio che certe tematiche non vengano neanche affrontate. E invece bisogna continuare a difendere il diritto a insegnare, ma a insegnare anche il pensiero critico, quindi a non fermarsi semplicemente alla mera conoscenza, diciamo, al saper leggere, scrivere e far di calcolo, ecco come si diceva una volta, perché la scuola non è più questo. E ad ogni modo anche questa è una scelta politica, no? Quella di non permettere un libero scambio anche critico, insomma, a scuola. Anche questa è una scelta politica. Cioè è veramente assurda sta pretesa di tenere la politica fuori. Credo che sia un invito che arriva da persone che della scuola sanno veramente molto poco. Senti, ma i ragazzi come hanno reagito, che voi sappiate? E beh, io so che anche molti studenti si stanno organizzando anche con le loro associazioni, Rete degli Studenti Medi o altre associazioni, proprio per, sempre in merito a questa vicenda, perché anche loro si sentono sempre di più
soffocati, diciamo, ecco, all'interno di questa situazione politica che stiamo vivendo tutti, perché alla fine ogni atto, ogni manifestazione, ogni critica, ogni pensiero diverso viene criticato, viene censurato, si cerca di zittire, diciamo, ogni pensiero che è diverso da quello che si vorrebbe far prevalere. Sì. In realtà abbiamo visto, insomma, per quello che abbiamo visto noi, il mondo della scuola è stato molto solidale, no? Con questo liceo e anche con la dirigente che si è trovata probabilmente in un momento un po' così difficile comunque. Sì, sono state diverse scuole, diversi istituti del veneziano anche che hanno già come gruppi di docenti, insomma, in autonomia, hanno prodotto diversi documenti proprio a sostegno, in solidarietà all'istituto, al liceo Marco Polo e alla dirigente stessa. E quindi l'idea che condividiamo in pieno è che l'attualità debba entrare a scuola, purtroppo in tutte le sue sfaccettature, non è un'attualità molto serena, rasserenante quella che stiamo vivendo, però insomma bisogna parlarne, non censurare perché non si ottiene nulla. E poi da un lato accusiamo i ragazzi di essere fuori dal mondo, no? Di non essere coinvolti, di essere nella bolla, di stare sempre sul telefono a guardare le sciocchezze. E dall'altro, quando sono coinvolti in qualche attività importante, c'è la sollevazione generale. Sì, perché Ma c'è sempre quest'idea che ci sia un pensiero giusto, un pensiero sbagliato e che mm, se non la si pensa come magari, non lo so, qualche politico, mettiamola così, di questo momento, sembra che il pensiero sia per forza sbagliato. Invece dobbiamo ricordarci che l'idea della formazione dei cittadini critici, dei cittadini democratici, di parlare dell'attualità, non è che nasca da adesso, è un'idea che comunque nasce anche dal passato, con i grandi pedagogisti, da Dewey a Maria Montessori, a Brunner, tutti loro parlavano di valore dell'educazione alla pace, alla responsabilità sociale, ai temi culturali e sociali, all'attualità. Si ponevano proprio come obiettivo primario educare anche ai temi dell'attualità per formare i cittadini critici e democratici un domani. certo. E ricordiamo per esempio anche l'attività del quotidiano in classe. Allora, per esempio anche quello, allora non si dovrebbe più leggere giornali in classe, che è un'attività che va avanti da decenni, tra l'altro finanziata anche, no? Quindi, Esattamente. bene, quindi tutta la nostra solidarietà al liceo Marco Polo. Assolutamente sì. E continuiamo a parlare anche di Gaza. Noi lo facciamo ogni settimana, a dire il vero, e anche stasera abbiamo 2 messaggi vocali che Sami ci ha mandato giusto mezz'ora fa, abbastanza drammatici a questo punto, perché veramente sembra che tutto si accanisca su quella popolazione. E sì, e quindi siamo assolutamente solidali con chi continua a parlare di questo massacro che è in corso e che per il momento non sembra finire. Gianluigi è alle Sì, prese no, con io un, sono il gatto qua è alle prese con un gatto che vuole sto partecipare facendo. anche lui, è d'accordo con noi il gatto. Sì, esatto, che monta sopra dappertutto. E va bene, niente, noi monitoriamo sempre tutto perché abbiamo anche alcuni insegnanti, nostri amici che ci informano di tutto, anche delle iniziative. In effetti ne avevamo parlato a novembre dell'iniziativa fatta alla Marco Polo per gli studenti. Edina, grazie mille. Se ci sono sempre delle novità, noi ci siamo. Se avete voglia di informare e informarci, noi siamo qua. Va E bene? naturalmente parleremo molto volentieri con gli studenti se hanno voglia di farsi ascoltare, insomma, perché è giusto Benissimo. che la scuola è soprattutto e prima di tutto Degli degli e per studenti. gli studenti. Bene, grazie mille, Va buona bene. serata e buona continuazione. Grazie mille. Grazie.
Ritornando a casa come sempre, c'è tanta gente intorno a me. Molte facce le conosco già, e intanto il tram dei desideri va, e viaggiano speranze, viaggiano i miei sogni, forse uguali a tutti quelli che son qua. E penso a quanti affanni abbiamo tutti i giorni, e che fatica la serenità. Ritornando a casa come sempre, c'è qualcosa che non va. C'è qualcuno che mi spinge forte, mi sposto e non so dove andare. C'è di buono che siamo 2000, e anche se frena non si può cascare. E allora rido, dimmi cosa dovrei fare. Se vedessi questo tram cosa non è, con questa gente così stanca di sognare, ed io più stanco che mi sogno te. Ritornando a casa come sempre, c'è tanta gente intorno a me. E allora chiudo gli occhi e so che cosa fare. Penso solo a cose belle, penso a te, e penso ma che brutta bestia la tristezza. Ma questa sera non mi prenderà. Ritornando a casa come sempre, sei pronta, amore, che si va. Tornando a casa. Ciao Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, Benvenuta a bordo. Grazie, è un piacere. benvenuta, io avevo il microfono spento. Benvenuta Sandra Truccolo.
Ciao, allora, Sandra Truccolo, campionessa, allora, oro e argento ai campionati del mondo di tiro con l'arco. Parliamo di tiro con l'arco, Sì, oro ai campionati europei di Francia, alle Olimpiadi di Atlanta, USA, un oro di squadra, un argento individuale, ai campionati mondiali del 97 un oro, agli europei un oro ai campionati del mondo a squadre nel 99, 2 oro alle Paralimpiadi di Sydney nel 2000, argento ai campionati del mondo del 2001, 3 ori ai campionati del mondo 2003, 4 argento ai campionati del mondo a squadre 2003, un argento alle Paralimpiadi a Atene 2004, 2 bronzi alla gara internazionale di Salice Terme a Pavia, 5 titoli italiani, 4 argenti ai campionati italiani, un bronzo ai campionati italiani, 3 ori Coppa delle Regioni. Un Beh, palmarès complimenti. grazie, grazie. senza, Caspita. senza contare poi la parte perché la Sandra non ha fatto solo tiro con l'arco, ma bensì anche partecipa al canottaggio, alla Canoa Outrigger Club, no? Sì, Parteciparono ai campionati del mondo, oro femminile ai 200 metri italiani assoluti, argento ai campionati mondiali sprint Hawaii 2004, insomma, una campionessa a pieno titolo. qualche No? medaglietta l'ho presa, Ah. dai. Una campionessa piena di titoli, oltre che a pieno titolo. Allora, con Sandra 3 Olimpiadi hai fatto, 3 Paraolimpiadi, Sì. e adesso a Cortina a febbraio, no? Ci saranno le Paraolimpiadi invernali. Allora, Certo. come... Quelle mi mancano, quelle ti mi mancano. Però potrei pensarci con il curling. Beh, è vero. Forse faccio ancora a tempo. Vabbè, Ascolta, ovviamente. innanzitutto partecipare alle Olimpiadi è bello perché vai in giro per il mondo, no? Beh sì, non solo per questo chiaramente. Ci sono molte ragioni per cui è bello partecipare. Innanzitutto perché è la manifestazione più importante al mondo, cioè le Olimpiadi e le Paralimpiadi è la massima espressione per un atleta, quindi chi ha la fortuna già di partecipare è tanta roba, se poi vince anche delle medaglie, insomma, sicuramente molta soddisfazione, certo. Ascolta, quanto sono cambiate le Olimpiadi da quando le hai fatte tu a queste ultime, di questi ultimi anni, delle Beh, Paraolimpiadi? Parliamo sempre delle Paraolimpiadi. sì. Allora, sicuramente, come hai già fatto notare prima, da parte dei media c'è molto più interesse, ma questo interesse poi è cresciuto anche nella popolazione, perché hanno cominciato a vedere delle gare belle da vedere, che non hanno nulla di meno dalle gare dei cosiddetti normodotati, per cui la gente si sta appassionando, sta seguendo le Paralimpiadi molto bene, sta seguendo gli atleti. Questo per quanto riguarda così i media. Per quanto riguarda gli atleti, anche lì ci sono grosse novità da qualche anno ormai. Per esempio, molti degli atleti di vertice fanno parte delle forze dell'ordine e quindi possono allenarsi, no? allenarsi in tranquillità. Io avevo la fortuna, tra virgolette, di non lavorare, non so se era una fortuna, ma comunque non lavoravo e avevo tempo da dedicare anche allo sport. La mia compagna di squadra invece doveva farsi le sue ore in ufficio e finito l'ufficio andare ad allenarsi, quindi è difficile perché sei già stanca dalla giornata e devi ancora spendere delle ore per l'allenamento, non è facile, quindi sicuramente oggi gli atleti, almeno chi è riuscito a entrare nelle forze armate varie, insomma, può stare un po' più tranquillo, cioè può allenarsi e dedicarsi completamente all'allenamento e avere anche la sicurezza di uno stipendio, che insomma non è cosa da poco. Ecco, questo. Poi sicuramente anche nei materiali c'è stata evoluzione, sono In tutte le effetti, cose. appunto, volevo appunto sentire dei materiali Anche se insomma, che adesso danno delle prestazioni notevoli, no?
Ma sì, questo succede dappertutto, non solo nell'ambito sportivo, voglio dire, no? La tecnologia avanza, con l'avanzare della tecnologia le cose migliorano e quindi magari diventa un po' più semplice, insomma. Però adesso non posso dire che è cambiato tantissimo per quanto riguarda l'arco, sicuramente avranno anche dei materiali nuovi, ma già quando facevo io le gare c'erano dei buoni materiali, insomma. Non è che usavo l'archetto di legno con la freccia di legno, usavo già degli archi in fibra con le frecce in carbonio, insomma, quindi Anche perché nella tua specialità tra normodotato e non c'è tanta differenza, no, in realtà non vero? c'è, perché io facevo tutte le gare di qualificazione, i normali gare di calendario dove partecipavano anche appunto le persone normodotate e poi avevamo chiaramente i nostri campionati per disabili, però tutte le gare che mi permettevano poi di accedere ai vari italiani, europei, mondiali, eccetera, le facevo su gare di calendario nazionale e internazionale. Per esempio Salice Terme, una gara a cui ho partecipato, non era una gara mondiale per disabili, era una gara mondiale assoluta dove anch'io ho partecipato. Quindi la mia compagna di squadra Paola Fantato, lei oltre alle Paralimpiadi ha fatto le Olimpiadi ad Atlanta. Quindi questo, se tu arrivi ad essere tra le prime 3 in Italia e ti meriti il posto, puoi partecipare. E lei lo ha fatto. Prima italiana disabile a partecipare a un'Olimpiade. Quindi insomma, questa è una cosa Ascolta, molto importante. se sai gli altri paesi come sono, probabilmente ci saranno paesi più strutturati e altri ovviamente un po' meno, no? Ma Sì, questo sicuramente 30 anni fa, adesso io credo siano abbastanza allo stesso livello. Sono un po' fuori da quella che è poi la gestione federale, perché una volta ero anche consigliere, quindi ero abbastanza informata su tutto. Adesso insomma seguo lo sport, come dire, da casa. insomma, poi con la vostra associazione fate anche tante belle cose, insomma, Sì, no? sì, no, indubbiamente, ma voglio dire a livello internazionale non sono più dentro, ma sicuramente penso si siano molto equiparate tutte le nazioni. Anche ecco, una volta le nazioni dell'est erano quelle forse un po' che avevano materiali un po' più scadenti, un po' meno pregiati, diciamo, invece anche già negli ultimi anni ho visto che anzi arrivavano con gli archi più nuovi dei nostri, quindi insomma direi che ormai credo non ci sia differenza, se non forse qualche nazione, ma non sono al corrente con esattezza. Ascolta, da persona che non segue praticamente nessuno sport, ti volevo fare una domanda forse. Sono coperte un po' tutte le discipline nelle Paralimpiadi o ci sono alcune discipline scelte? Ma no, sono coperte tutte sicuramente, dopo ci sono, ma come nelle Olimpiadi, come in qualsiasi gara, l'atletica magari un po' più seguita, ci sono sport che vengono un po' più seguiti, forse perché sono anche più spettacolari da vedere, qualcuno meno, però insomma sono coperte tutte le gare. Quindi se avrai voglia e piacere di seguire le Paralimpiadi vedrai che insomma anche il nuoto sono tutti sport che magari sono un po' più conosciuti, un po' più seguiti, ma insomma direi che la copertura c'è per tutti. Ascolta, torniamo un attimino al problema no, volevo una novità, volevo sapere, il viaggio della fiamma, quella per le Paralimpiadi, è la stessa delle Olimpiadi normali o c'è un altro viaggio? Sai che mi fai una domanda che non ti so rispondere? Ecco. Perché non me ne sono mai occupata di questo, quindi in realtà non lo so, dovrebbe essere lo stesso. Dovrebbe essere Potrebbe un essere la unico perché stessa, è la sì, stessa credo di sì. fiamma che
che Dovrebbe essere la alimenta. stessa, però dirtelo sono sicuro al 100% non lo so. Va bene, indagheremo. Indagheremo, esatto. Esatto, ascolta, intanto allora c'è questa discussione che va con la fiamma olimpica dei teodofori, Sì. dei tedofori, che insomma ci sono tutti meno che sportivi a portare sta fiamma olimpica. No, ci sono anche gli sportivi. Diciamo che forse hanno messo dei personaggi un po' troppo pittoreschi, possiamo utilizzare questa parola, che niente hanno a che fare con lo sport soprattutto. Ecco, brava. Cioè, questa notizia l'ho vista perfino io che seguo molto poco Ecco, questa è tuttora. la cosa un po'... Però mi sono chiesta, no, sai, poi siccome conosco i miei limiti e so che non seguo, dico, io non mi ero mai resa conto che questo aveva qualche ruolo nello sport, infatti non ce l'aveva. No, Cioè, no, non no, solo. molte persone, che da una parte può essere anche bello, come dire, aprire a tutti, far provare un'emozione, però mi sarebbe piaciuto forse qualche personaggio un po' di spessore magari, no? Rappresentativo dell'Italia in un modo un po' più alto, diciamo. Poi ce ne sono stati, ci sono stati anche atleti, non voglio dire... Sì, no. Però ci sono stati anche personaggi che non riesco a collocarli. Posso dire che ci mancherebbe altro, anche che non ci siano stati degli atleti, insomma, a portare la fiamma. Certamente. E quindi, non lo so, come tutte le cose adesso tendono allo spettacolo, però lo spettacolo deve essere anche bello da vedere. Ecco, sì. E anche non proprio la forma più volgare, possiamo anche dirlo. Perché qua, ecco, magari voglio dire, abbiamo tantissimi attori di grande pregio, di grande prestigio, conosciuti anche all'estero, bravissimi. Ecco, magari si potevano valorizzare loro, no? Certamente. Per esempio. Credo ci sia stato non so, un errore da parte di chi vede, ma dovevano valutare meglio, ecco, la scelta forse dei personaggi. Sì, forse perché si vuole, no, sempre esaltare magari qualcosa che però, insomma, dopo... Sì, ma credevo che stessi per dire buttarlo in cacciara, no, non volevi dire così, no, esaltare con dei personaggi così, magari dargli un tocco, però insomma, finché sono il troppo stroppia, insomma, no? Sì, direi di sì. Però non capisco, non so se sono scelte dettate dagli sponsor. Vabbè, è vero, c'è anche quel discorso là. Sì. Sai, gli sponsor pagano, ma vogliono qualcosa in cambio, non si sa bene. Ma non lo so, adesso la butto lì così io, non è che... No, probabilmente hai messo un po' il famoso dito nella piaga. Però vabbè, insomma... vabbè, vediamo questa fiamma che si accenderà e dopo si spegnerà. E dopo si spegnerà per forza, esatto. come tutte le cose. Appunto, un inizio e una fine. Anche perché, insomma, ci costa anche un pochino tantino questa fiamma da parte di tutti i punti di vista. Speriamo che, insomma, lo spettacolo offerto sia degno, insomma, no? Certo, adesso io non so se darti una news o non dartela perché non è ancora ufficializzata. Ormai devi dirla, ormai. Che probabilmente io porterò la fiaccola. Ah sì? Complimenti, deve essere una bella emozione, immagino. Allora non so, tu Gianluigi sicuramente hai seguito quello che ha scritto Daniele. Sì. Che ovviamente sono d'accordo con quello che ha scritto, sia chiaro, certo. non vado in contrapposizione a quello che Daniele ha scritto, solo che tanto ha fatto, tanto ha messo in mezzo, posso dirlo,
di come ho messo in insomma, mezzo, allora, insomma, qualcosa è servito allora, insomma. No? nel senso che lui ci teneva tanto che io lo accompagnassi. E poi lui ha deciso comunque che non parteciperà. Come dire, mi ha buttato me allo sbaraglio, no? Ti sei trovata con la fiaccola in mano. Col cerino Praticamente. acceso, in pratica. Esatto, mi sono trovata col cerino acceso. Allora ho avuto un po' di dubbi se partecipare, ovviamente, no? Perché, come ti ho detto, io sono d'accordo con quello che Daniele ha Certo. scritto, eccetera. Dopo ci ho un po' pensato, ho detto, beh, però forse se io voglio portare il mio messaggio, che è un messaggio di uno sport sano, uno sport pulito, soprattutto rivolte ai giovani, forse queste cose bisogna che qualcuno le dica anche, che si faccia portatore di queste mie idee, mie, di Daniele, del nostro modo di pensare e di agire che abbiamo avuto sempre in questi anni. L'abbattimento delle barriere non solo fisiche, ma sicuramente sociali e anche quelle fisiche, chiaramente. Sono tutti messaggi che noi nel tempo abbiamo dato, abbiamo portato avanti, e allora dico, beh, vabbè, allora cerco di partecipare per portare questo mio messaggio. Bene, dai, siamo Spero contenti che... Spero venga compreso, no? Perché qualcuno dirà come Daniele ha scritto che non partecipa e sua moglie va, ma ripeto, non lo faccio certo in contrapposizione a lui, ma proprio per portare avanti quelle che sono le nostre motivazioni. Scusa, ricordiamo, Daniele sta per Daniele Scarpa, olimpionico. Olimpionico di canoa, esatto. Di canoa. Anche mio marito, ma questo... Esatto, marito di Sandra. Voi non sapete, ma ho la vostra dichiarazione fatta ancora, che ha fatto Daniele, filmato, che è stato fatto durante al Teatro Vivaldi al Lido di Jesolo, durante un progetto con le scuole. Ecco, quindi un giorno hai le prove, se ho le prove. Esatto. Va bene, Sandra, beh, ci hai dato una bella notizia, insomma. Sì, veramente sto aspettando, come dire, la conferma scritta. Per il momento Sì, ce l'ho sì, solo verbale, però insomma... Credo che potrai dare un messaggio molto positivo e propositivo, e quindi oltre a provare un'emozione immagino molto forte, insomma, perché... sicuramente, perché comunque i valori dell'olimpismo, dello sport, ce li abbiamo insiti in noi. Certo. E quindi sicuramente è importante, è una bella cosa. Mi dispiace che alla fine Daniele abbia comunque deciso di non partecipare. Certo, lui è coerente con quello che ha scritto, che ha fatto, ma non è che io non sia coerente, però ho pensato che No, fai bene, insomma, è una forse bella bisogna cosa. Esatto. ma poi penso sia importante. Daniele l'aveva già portata, credo, no? Ancora... No, la fiamma no. La fiamma no? No, Daniele ha partecipato alle Olimpiadi del 2006 a Torino, ha fatto la sfilata ma non ha portato la torcia. Però lui era presente, lui ci teneva tanto che fossi presente anch'io, anche se io non avevo fatto richiesta di esserci. Però vabbè, insomma, è andata un po' così e quindi... Vabbè, siamo contenti. Me la saprò raccontare la prossima volta. Esatto, no? la prossima volta ci risentiamo. È domenica prossima, è domenica questa, no? Mi pare, a Venezia, che passa la fiamma, no? No, giovedì. Giovedì. Dopodomani. 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 Quindi... Io ancora non ho i dettagli. Però... Vabbè, perché tutto è segreto, anche la fiamma. Esatto. Va bene, Sandra, grazie allora, mille. in bocca al lupo, complimenti per la sfilza di medaglie, vittorie, partecipazioni che abbiamo sentito prima.
Grazie, e grazie. ci sentiamo così ci racconti com'è andata. Va bene? Senz'altro, volentieri. Buona Bene, serata, buona grazie mille. giornata. Ciao Un Sandra, ciao abbraccio, ciao. ciao, ciao. Si può finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno come è lungo e vuoto senza me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Cosa vuol dire un anno d'amore? So non servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai, che cosa perdiamo se adesso te ne vai? Non le ritroverai le cose conosciute e vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Eccoci qua nuovamente tornati, Rossella, e con la nostra mongolfiera andiamo a Milano e
Andiamo a Milano e abbiamo con noi, prendiamo a bordo la giornalista di Altro Consumo Sonia Sartori, benvenuta Grazie, buonasera. Benvenuta a nella bordo. navicella. E E l'abbiamo sì, chiamata, ecco, perché abbiamo visto un'indagine che ci interessa approfondire sulle Olimpiadi e sui costi dal punto di vista però dei consumatori. Noi avevamo già parlato dei costi per il pubblico che sono abbastanza allarmanti, ecco, però insomma anche i consumatori pare che non sarà proprio facilissimo questo, la partecipazione a queste Olimpiadi. Diciamo subito che i prezzi sono folli, soprattutto Ecco. nelle località montane. E dico questo perché noi abbiamo analizzato come variano i prezzi degli alloggi in relazione proprio alle Olimpiadi. Allora, in diverse date nel mese di febbraio 2026, nelle località in cui si svolgono le gare, e abbiamo fatto il confronto con un weekend invece del mese precedente, cioè di gennaio 2026. Lo stesso confronto tra i fine settimana dei giochi e quello di gennaio è stato fatto anche con i prezzi dei biglietti dei treni per i viaggi da 5 capoluoghi di regione alle 4 località che ospitano le competizioni. Invece, per i prezzi dei biglietti delle gare abbiamo utilizzato gli stessi dati che avevamo rilevato nell'inchiesta che avevamo fatto ad agosto del 2025. Allora, diciamo subito che i risultati sono a titolo di esempio, nel senso che non possiamo fornire conclusioni generali, ma certo, sicuramente diamo un'indicazione di quanto potrebbero spendere 2 persone per alloggio, trasporto, ingresso alle gare, quindi costi dei biglietti, in uno dei weekend olimpici. siamo Abbiamo curiosi. fatto, dico solo che questa indagine per correttezza l'abbiamo fatta a novembre-dicembre del 2025. Quindi non a ridosso, sì. Ok. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che costa veramente tanto seguire le Olimpiadi. Intanto vi dico che abbiamo analizzato 2 tipi di alloggio, gli hotel a 3 stelle e gli Airbnb, e li abbiamo analizzati a Milano, a Cortina, in Valtellina a Bormio e in Val di Fiemme a Predazzo e Tesero, perché sono le località dove si svolgono i Giochi Olimpici. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato quanto costa alloggiare per 2 notti, per 2 persone, negli hotel a 3 stelle. Abbiamo cercato le offerte più economiche sui siti di Booking e Trivago, dove vanno di solito le persone. E per gli Airbnb invece abbiamo scelto le prime 5 offerte che avevano le caratteristiche adatte alla nostra ricerca sulle località olimpiche. Allora, il calendario dei soggiorni nelle diverse località è anche stato definito considerando sempre 2 notti che includono un weekend, e l'offerta ricettiva in tutte le località è stata analizzata anche per fare un confronto con gennaio 2026. Quindi la differenza poi dei costi. E invece, se volete sapere anche che cosa è emerso dall'indagine sui treni, intanto vi dico che i prezzi che abbiamo rilevato sono i prezzi minimi e massimi dei biglietti di andata e ritorno per le località delle gare. E abbiamo selezionato le stazioni per le destinazioni montane sulla base sia delle indicazioni presenti sul sito ufficiale, sia dell'offerta nel sito Trenitalia al momento della rilevazione, cioè a novembre-dicembre. Le stazioni di partenza che abbiamo preso in considerazione sono Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia.
Ok. Allora, Ecco. abbiamo anche fatto un ulteriore restringimento dell'indagine, nel senso che abbiamo pensato che poi le persone si spostano di mattina per quanto riguarda l'andata, quindi abbiamo rilevato i prezzi nella fascia oraria dalle 7 alle 11 e abbiamo rilevato i prezzi anche in quello che Per il supponiamo sia il ritorno. ritorno, cioè dalle 12 alle 18. Per i biglietti abbiamo usato invece il prezzo che abbiamo trovato più basso sul sito ufficiale delle Olimpiadi in base alle diverse gare. Quindi Quello le che varie a me linee hanno costi diversi a seconda sì, dell'appeal. assolutamente, perché lo sci alpino costa molto di più rispetto, non so, ad All'hockey. esempio all'hockey. No. Allora, diciamo che la spesa davvero più pesante sono gli alloggi. Per quelli che sognano di vivere un weekend olimpico. E la nostra indagine sui prezzi di hotel e Airbnb per un weekend olimpico in diverse date del mese di febbraio del 2026 lo mette bene in evidenza. Pensate che si possono spendere in media 1.170 euro rispetto invece a, cioè, Cioè rispetto a 1.170 euro in più rispetto al mese precedente. no, Mm. 1.170 Ah, euro il costo. e rispetto al weekend di gennaio, a un weekend Sì. di gennaio, il prezzo è triplicato, ad esempio a Cortina, ma in Valtellina è quintuplicato. Ah, quindi non è solo Quindi Cortina, davvero diciamo, la parte più cara, cioè l'aumento è anche generalizzato su tutte le non su località. tutte e quattro, non su tutte e quattro, in particolare a Bormio e a Cortina. Abbiamo trovato i prezzi più alti. Allora, qui dobbiamo dire una cosa, siccome questa indagine l'abbiamo fatta anche ad agosto del 2025, abbiamo trovato che i prezzi rispetto a quell'indagine sono leggermente scesi. Allora, abbiamo ipotizzato che probabilmente i prezzi così folli abbiano scoraggiato le persone a prenotare un weekend olimpico. E mi sento di dare anche un consiglio in questo caso, perché se magari ha già prenotato l'hotel o l'Airbnb, forse se non ci sono penali da pagare, varrebbe la pena di disdire la prenotazione fatta e provare a rifarne una nuova, perché adesso appunto dico, i prezzi sono sempre altissimi, però magari si può risparmiare qualcosa. Questo starebbe a significare che comunque non ci sono le folle che si sono accanite ad arraffare anche prezzi folli pur di avere una No. sistemazione, no? No, anche perché se ci pensate, abbiamo visto che uno stipendio medio nel 2023 è più o meno costa 1.800 euro, cioè è uno stipendio di 1.800 euro. Quindi pensate a quanto poi e stiamo parlando adesso di 1.170 in media per un Per un weekend. weekend. Ma a cui bisogna aggiungere poi il trasporto, perché ci bisogna arrivarci a Cortina, o anche il prezzo del biglietto dello sci alpino, ad Certo. esempio, che poi adesso vi dirò. Quello che è emerso, diciamo, che la località più cara rimane Cortina e dove per 2 notti, per 2 persone, si spendono più o meno 2.000 euro. E rispetto a gennaio abbiamo un incremento del 261%. Ma aspettate, non è finita, perché in Valtellina si arriva a più 437%, cioè quasi 1.700 euro per dormire. Allora, la cosa che è emersa anche che Milano è la... Questo perché in Valtellina forse ci sono meno alberghi, meno hotel e quindi... Forse una minore ricettività, però comunque è davvero un prezzo enorme. Beh, Allora, un'Olimpiadi per ricchi, insomma.
io sintetizzerei così, se proprio devo essere sincera, mi sembra di sì. Allora, Milano è risultata anche la città in realtà meno cara, ma anche perché a Milano ci sono probabilmente delle gare olimpiche anche, a parte che c'è maggiore ricettività. Sì, esatto. Forse anche gare olimpiche di secondo livello, chiamiamolo così. Sì, ecco, che non costano poi uno sproposito. Se volete possiamo entrare un po' nei dettagli, ad esempio a Cortina gli Airbnb che abbiamo considerato superano i 3.000 euro in entrambi i fine settimana dei giochi e quindi è risultato un costo maggiore rispetto a un hotel a 3 stelle. Beh, la tendenza dei B&B generalmente sta diventando questa, Sì, indipendentemente dalle Olimpiadi o no. assolutamente sì. In Valtellina invece i prezzi degli hotel sono più cari perché superano i 2.000 euro per un weekend, mentre gli Airbnb qui costano poco più della metà. In Val di Fiemme per gli Airbnb si deve pagare quasi 1,5 volte il costo di un albergo. A Milano la forbice tra hotel e Airbnb è meno marcata e gli Airbnb risultano un po' più convenienti, ecco. A tutto questo bisogna aggiungere poi i trasporti. Mi stavo chiedendo, ci sono sconti per chi raggiunge, perché uno dei tantissimi problemi sono le invasioni di auto, di mezzi, sono località piccole e anche se saranno attrezzate ci si augura, ma abbiamo visto che anche sul fronte... Parcheggi sono ancora in alto mare, Ecco, tanto per ecco. un ossimoro. Però Noi in non alto abbiamo mare. sì. No, per esempio stavo pensando a certe mostre, quando si va, se esibisci il biglietto del treno hai un piccolo sconto, no? Incentivi di questo genere? No, non ci risulta e non ci sono neppure sconti che fa Trenitalia. L'unica cosa che forse poteva essere conveniente con Trenitalia è anticipare l'acquisto del biglietto e non farlo proprio a ridosso della partenza. E comunque anche con Trenitalia non è un viaggio economico. Allora, rispetto a gennaio non abbiamo trovato grosse differenze, tuttavia il costo del biglietto pesa sul budget complessivo. Vi faccio alcuni esempi. Il viaggio per 2 persone da Milano a Cortina, andata e ritorno, costa 216 euro. Da Roma a Cortina 338 euro, da Torino 318 euro. La località che è risultata meno cara da raggiungere andata e ritorno è Tirano con 50 euro. E come dicevo, l'unico modo per risparmiare è prenotare in anticipo. Temo che adesso ormai sia, insomma, bisogna vedere un po' le offerte. Ormai l'anticipo non c'è più. No. Probabilmente no. Probabilmente no. C'è stata anche una linea nuova dell'alta velocità, mi pare, no? Trento-Milano, che anche quella ha un costo abbastanza elevato. Sì, certo. Vabbè, quindi un salasso per le tasche dei cittadini che vogliono godersi le gare, un salasso per le casse pubbliche, ci pare di capire, almeno così ci hanno detto i giornalisti e gli esperti che abbiamo avuto qualche settimana fa in trasmissione. Insomma, sì. Non so, per i telespettatori forse l'unica cosa conviene è la TV, ma non so se la Rai copre tutto il 100%, tutte le gare o se bisogna pagare sulle reti alternative. Quindi diciamo, stiamo dicendo che la soluzione più economica è stare sul divano di casa. Esatto. Che è più comodo anche. Probabilmente più caldo anche rispetto... No, ma noi adesso diciamo che non è anche più sostenibile, consumiamo meno. Esatto. Non vogliamo scoraggiare gli appassionati delle varie discipline e
E siamo sicuri che assistere a delle gare olimpiche per chi ha questa passione sarà bellissimo. Certamente sarebbe bello se fosse alla portata Di tutti. di quasi tutti, insomma, no? Sì. Perché confrontare questi costi che ci ha detto con uno stipendio medio per chi ce l'ha, per chi ha uno stipendio che entra regolarmente, non è scontato neanche questo. E No, certo. Abbiamo un'altra spesa che Sì. pesa sul costo complessivo ed è il costo dei biglietti per le gare. È un'altra spesa significativa e anche molto variabile, perché i biglietti più economici, ad esempio, riguardano le partite di hockey su ghiaccio a Milano, dove è possibile accedere con meno di 100 euro per 2 persone. E possiamo dire che restano sotto questa soglia anche altre discipline come il biathlon, il curling e lo sci di fondo. Ma più alti sono invece i biglietti per lo sport per sport tipo lo sci acrobatico, che superano per 2 persone i 300 euro. Però. Fino Per ad una arrivare... gara. Una gara. Certo, sì. E per invece il pattinaggio di figura arriviamo addirittura a 560 euro per 2 biglietti a Milano. Quindi in base alla disciplina che uno sceglie di seguire ha costi diversi e un impatto diverso sul budget che comunque rimane importante. Ma adesso mi è venuto così, se lo sa, per i residenti dei luoghi, là hanno degli sconti loro? No, No, da quello che ci risulta no, sono solo avvantaggiati perché non hanno il trasporto. l'alloggio da pagare e il trasporto, ma i biglietti costano così anche per loro. Se volete possiamo anche cercare di capire, ad esempio, se volete, per chi vuole seguire lo sci alpino a Cortina, abbiamo fatto un calcolo della spesa complessiva e abbiamo visto che per i biglietti più o meno si spendono in media 200 euro. L'alloggio è sui 2000 euro. Il prezzo medio di 2 biglietti del treno è sui 525 euro, per un totale complessivo che sfiora i 2800 euro. Però. Ma e questo per un weekend? Sempre per un weekend a Cortina durante i Giochi Olimpici. Se si vuole spendere meno, si potrebbe andare in Val di Fiemme dove a seguire lo sci di fondo, dove i biglietti costano 100 euro. Il salto col trampolino mi pare anche, a Predazzo, in Val di Fiemme. In Val di Fiemme il salto con gli sci, il biglietto costa 240 euro per 2 persone, il prezzo medio per l'alloggio è sui 500 euro, il prezzo medio per un biglietto del treno è 365 euro, si spendono intorno ai 1000 euro. Per un weekend olimpico in Val di Fiemme a seguire il salto con gli sci. Circa 1000 euro, tra tutto, 1100. No, perché poi magari se uno è lì, ha fatto il viaggio, ha speso i soldi per dormire, eccetera, poi non farà solo una gara, immagino. Vuole vederlo. Certo. Certo, poi magari perfino vuole mangiare, perfino. Beh, là vicino al salto col trampolino c'è una buona pizzeria carina, anche abbastanza economica. L'ho scoperta È vero, magari anno. uno vuole anche mangiare, in effetti. Fare colazione, il pranzo, la cena. Sì. Per cui diventa veramente un viaggio, diciamo, il costo di un viaggio extraeuropeo, di quelli anche bellini, insomma. Sì. Bene. Allora, vabbè, sì. Insomma... Mettendo insieme un po' tutto non è proprio... No, infatti... Non è una scampagnata. No, non lo è. Bisogna veramente spendere tanti soldi, insomma, per un weekend olimpico a Cortina bisogna mettere in conto che si spendono 2000 euro. 2000 euro. È veramente tanto. Più i pasti.
più per appunto l'alloggio. per l'alloggio, ecco. Quindi dopo diventa veramente un salasso. E aggiungete tutto Tutto il resto. il resto, cioè biglietti per vedere le gare, poi se uno si sposta da Milano o da Roma diventa veramente molto molto impegnativo come budget, come spesa. Vabbè, staremo Vedremo alla no, fine, faremo i conti finali, finite le Olimpiadi, tra Sì, sì, gli edifici, tra le strutture e i conti del pubblico. e qualche devastazione Sì, ambientale magari chiaro. l'aggiungiamo, ecco. certo, assolutamente, Qualche disboscamento così che si poteva forse evitare con un po' di certo, assolutamente sì. E infatti attenzione. questi dati ci danno un po' l'idea, ci permettono un po' di capire la portata anche economica dell'evento, sia per chi organizza, ma anche per chi Certo, vuole partecipare come spettatore. esatto. Va Va bene. bene, grazie per questi dati confortanti e se volete possiamo noleggiare la nostra mongolfiera come trasporto, no, Rossella? Possiamo abbassare i prezzi del Ma viaggio. no, alziamo anche noi adesso, ci facciamo prendere dalla frenesia. Va bene. Grazie Va Grazie mille. mille. Grazie a voi. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere. Senza fine, sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine, senza fine, rai, 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 senza fine, la, 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 senza fine, rai, 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 senza fine, rai, 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 senza fine. Qua nuovamente sulla nostra mongolfiera, Rossella, ma restiamo qua da Milano alla Laguna, il passo è breve. Sì, con i nostri mezzi potenti, assolutamente brevissimo, potenti ed ecologici. Sì, senza prendere il Frecciarossa che costa, quanto costava per le Olimpiadi? Troppo.
Bene, torniamo in E- laguna e parliamo di fenicotteri con la nostra guida naturalistica ambientale Alessandro Sartori. Ciao Alessandro, bentornato. Buonasera a tutti quanti, buonasera a voi e grazie per avermi invitato. Bentornato a bordo. Allora, noi abbiamo chiamato Alessandro perché abbiamo visto che è stato fatto l'annuale censimento dei fenicotteri. E allora, intanto, che cosa abbiamo scoperto, Alessandro, con questo censimento? Beh, il censimento, anche spendo due parole su questo censimento perché è una bella storia. È un censimento nato in maniera spontanea da varie associazioni. Normalmente ci sono dei censimenti che si fanno ogni gennaio, per cui sono appena finiti in tutta Europa per gli uccelli svernanti, e quelli sono, diciamo, dei censimenti ufficiali, mentre qui anni fa, credo che questo sia l'8º, un gruppo di associazioni, per cui pura citizen science, non ci sono rimborsi, tutto volontariato, hanno detto proviamo a contare una specie nell'Alto Adriatico, per cui si sono unite 5 associazioni dell'arco dell'Alto Adriatico, dove ci sono le zone umide, per cui Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, e l'idea, l'uccello target, è stato proprio il fenicottero. E si è partiti con questo censimento fatto che facciamo sempre la prima settimana di dicembre, per cui sempre uccelli svernanti, dove in maniera autonoma, ovviamente con il contributo, diciamo, delle valli a pesca che ci fanno entrare, andiamo a contare i fenicotteri. In contemporanea, la caratteristica di questo censimento, a diversità degli altri, è che in uno stesso giorno, dall'Emilia Romagna al Friuli, escono tantissime persone, penso più di 100, e vanno a contarli, per cui non c'è il dubbio di contarli due volte. Perché certo. All'inizio, quando siamo partiti, è stata presa un po' in giro, come dire, ma questi qui che si mettono a fare questo censimento in maniera autonoma. In realtà la cosa ha funzionato il primo anno e anno dopo anno cominciamo a avere tanti anni di analisi, e come si sa in statistica più raccogli dati e più questi dati hanno un loro valore. Per rispondere specificatamente alla domanda, cosa abbiamo scoperto? Che in laguna, che nella provincia di Venezia, per essere più corretti, perché anche a Caorle, Bibbione ce ne sono, i fenicotteri si cominciano a diventare tantissimi. C'era un trend che ci faceva capire che anno dopo anno crescevano. Però insomma, quest'anno abbiamo contato nella provincia di Venezia, quando normalmente si aggiustava attorno ai 10.000 o si superavano i 10.000, anche 12.000, ne abbiamo contati più di 23.000, che è un risultato, 23.000? Che è un risultato enorme, per cui questa specie ormai ha sì uno sviluppo, ma in maniera esponenziale. Questa è stata, per rispondere alla domanda, la scoperta di quest'anno, un numero che ci ha lasciato con la bocca aperta. Ascolta Alessandro, ma svernante hai detto, cioè loro vengono qui d'inverno, per loro fa caldino e poi d'estate vanno da un'altra parte? Sì, allora il fenicottero nell'immaginario collettivo viene sempre abbinato a zone caraibiche, per cui è il caldo, ed è un po' così, ci stupiamo di vederlo, di contarlo poi anche in inverno. In realtà il fenicottero è una specie abbastanza, non dico complessa, ma insomma non semplice da studiare, perché i fenicotteri tendono a muoversi all'interno del bacino mediterraneo continuamente, cioè secondo una loro logica, per cui non è che si muovono a caso, però, come magari ho accennato altre volte, magari i fenicotteri che noi vediamo a Lio Piccolo oggi, non è detto che non sia lo stesso gruppo che vediamo a Lio Piccolo, che ne so, a marzo, perché tendono a muoversi secondo una loro logica. Per fare un esempio, un po' come se noi, quando ci muoviamo dalla nostra località, non è detto che tutti andiamo in montagna o tutti andiamo a Jesolo o tutti andiamo al Cavallino. Ognuno ha i suoi spostamenti, che normalmente sono però abbastanza precisi nel territorio. D'inverno tendono i fenicotteri di tutto il Mediterraneo, dopo parleremo da dove vengono, a confluire molti nella laguna di Venezia, perché evidentemente si trovano bene, perché è una popolazione che sta bene, per cui la popolazione del fenicottero sta aumentando, ma anche perché sta cambiando il clima e sicuramente i nostri nonni con gli inverni a -5 non vedevano i fenicotteri. Quindi è un altro conferma del fatto che il clima sta cambiando. Sì, diciamo, bisogna sempre essere molto cauti nel correlare
le presenze degli animali col clima, ma un dato di fatto è che molte specie che normalmente venivano legate a zone che anche avevano degli inverni molto miti, oggi possono permettersi di stare in Laguna di Venezia in numero molto importante. Insomma. Ascolta, tutti questi fenicotteri vanno in conflitto con le attività umane, possono dare intralcio, fastidio? Sì, allora, diciamo il fenicottero una volta non era nemmeno considerato in laguna, fate conto che fino agli anni 2000 non era presente, non ha nemmeno un nome in dialetto, per cui è una cosa molto... Ah, perché adesso c'è anche il nome in dialetto? No, tutti gli uccelli hanno i nomi dialettali, per cui quando te parli per esempio di anatre, nessun veneto chiama l'alzavola la chiama Sarsegna, o il germano reale lo chiama il marzorin, perché? Perché fa parte della nostra cultura, ma non esiste il nome veneto del fenicottero. Ah, ecco, pensavo che l'avessero trovato. No, non c'era, lo potremmo inventare però. Bene. Adesso per cui non c'era, è una specie, si vede sempre di più, adesso i numeri sono importanti e cominciano, come sempre, quando una specie comincia ad apparire, a crearsi i conflitti con le attività umane. Due sono principalmente, diciamo, le lamentele. Quella principale è nelle valli da pesca, dove normalmente stanno nelle valli da pesca, e stanno perché comunque la gestione ambientale delle valli da pesca è sicuramente ottimale. Magari lo fanno per i motivi venatori, ma chi lavora nelle valli sicuramente bisogna riconoscergli la capacità di saper gestire gli habitat, per cui c'è un lavoro costante anno dopo anno di mantenimento dell'habitat ideale. Su questo habitat ideale che viene fatto o per l'allevamento del pesce o per l'attività venatoria durante l'inverno, è evidente che arrivano altri animali che dicono oh che bello questo habitat, tra cui il fenicottero, e evidentemente una presenza massiccia di fenicotteri all'interno di una valle che devono stare dietro al pesce, che hanno un'attività venatoria, è sempre un terzo incomodo. È come quando ti arriva il parente a casa che un giorno o due è simpatico, poi comunque nella tua quotidianità dici a me non mi interessa aver qua lo zio. Le lamentele più specifiche delle valli da pesca sono varie. La più credibile, che potrebbe essere attuale, cioè diciamo veritiera, è il fatto che il fenicottero per il suo sistema di alimentazione tende a così rovesciare il fondale, grattare, sì. Per cui intorbidire le acque, ma questo è tutto verificare. Sicuramente una caratteristica positiva delle valli da pesca è la presenza di fanerogame, cioè piante marine, anche di alcune specie interessanti che ormai in laguna sono state perse, anche se in laguna diciamo le fanerogame stanno riprendendo per fortuna piede, per cui le praterie sono tornate in Laguna di Venezia. Con questo intorbidire l'acqua, le fanerogame hanno bisogno di acqua pulita, ossigenata, e sia col calpestio creano questo tipo di danno. Andrebbe tutto verificato, nel senso che, come sempre dico io, come se andassimo dal dottore, non è che il dottore ti cura o dice questo è bene, ma bisogna fare delle analisi, per cui vedere magari che territori hanno all'interno delle valli a pesca, che estensioni hanno queste praterie e come vengono modificate, non penso in bene, ma in male da parte del fenicottero. Poi è successo un'altra novità di quest'anno, secondo me molto più invece da ricollocare in un fenomeno in fase di studio, che è che la SAVE a un certo punto ha detto che i fenicotteri potevano essere pericolosi per gli aerei, per appunto l'impatto con aerei. E in questo ma senso, hanno un'altezza di volo abbastanza alta, o perché io li vedo bassetti, va bene che forse si spostano. Allora, a mio modo di vedere, tutto è nato perché a un certo punto la SAVE ha posto il problema di interdire alcune aree intorno all'aeroporto in maniera che nessuna imbarcazione si avvicinasse, in maniera di non farli involare, perché questo poteva creare un pericolo. Questo è andato a impattare invece sui pescatori, anche sui cacciatori, ma i pescatori che poveretti magari hanno attività proprio in quella zona lì, è come dire a uno domani mattina tu non vai più a lavorare. Hanno fatto per fortuna un tavolo di lavoro, io ci sono arrivato dentro per caso, e per cui nel bene e nel male si sono trovati, adesso non perché, una persona che segue i fenicotteri, gli ho un po' smontato alcune
cose che presentava la SAVE dicendo sì, ma il fenicottero, siccome abbiamo detto che ha una rotazione, c'è, ma non c'è sempre. Non state a dirmi che in aprile avete il problema dei fenicotteri. E poi un'altra cosa che io ho rilevato, e cioè che il fenicottero, come spesso gli animali, quando il pescatore arriva con la barca e mette giù le reti, il fenicottero non è che scappa, perché sa che è sempre quello con quella barca lì, si sposta senza involarsi e dopo un po' il pescatore sta a destra, i fenicotteri stanno a sinistra, e quando il pescatore va a sinistra i fenicotteri vanno a destra. Cioè non è la pesca del singolo pescatore così impattante sulla. Resta anche il fatto che se la SAVE dice di interdire un territorio, chi è che si prende la responsabilità di dire no? Perché parliamo di sicurezza aerea, per cui tutti abbiamo votato a favore all'aeroporto, perché è la cosa, però poi è partito un tavolo di lavoro dove si sta analizzando se poi il problema è di serie A, di serie B o di serie Z. Queste sono le due problematiche nate in laguna, cioè i valicoltori che dicono al fenicottero non ne possiamo più, e d'altra parte la SAVE che ha tirato fuori questo problema. Mentre col turismo i fenicotteri, perché mi chiedono sempre dov'è che troviamo i fenicotteri, gli ho detto andate là, vedete se ci sono, ma non ci sono. E questa è una bellissima domanda, e vi spiego perché. Perché quando ma noi facciamo sempre belle domande. Spiego una bella domanda, perché nessuno la fa mai? E cioè si tende sempre, quando si parla di specie problematiche, e si intende per specie problematiche non delle specie che abbiano diciamo dei problemi, ma che vengono in contatto con le attività umane, vengono sempre definite problematiche. In realtà il fenicottero, tutto da studiare se crea dei danni, come ho detto prima è probabile, andrebbe studiato, analizzato, però come ho detto prima uno che ha un'attività valliva, che ha il suo lavoro che è abbastanza impegnativo, trovarsi dentro, non so, 4.000, 5.000 fenicotteri, chiaro che è un po' lì. Però il fenicottero, e dicono danni economici, ma il fenicottero ha anche una valenza economica dal punto di vista turistico, per cui cominciamo anche a vedere le cose, se vogliamo, io sono sempre d'accordo di analizzare la gestione dell'ambiente anche guardando la parte economica. Ma gli animali nell'economia possono essere un segno meno, ma anche un segno più. E questa domanda che ha fatto Bergamo è perfetta, perché la valenza dal punto di vista turistico del fenicottero è enorme dal punto di vista economico. Tanto è vero che se noi prendiamo un qualsiasi Depliant, qualsiasi o la maggior parte di Depliant turistici o di promozione del territorio, il fenicottero c'è sempre. Ma se è un danno, perché non lo togliamo? Perché ha una valenza. E giustamente mi è capitato a me stranieri che mi telefonano dicendo dove sono i fenicotteri? Perché ci sono dei periodi in cui non ci sono. Cioè, ho scelto, perché noi conosciamo il nostro territorio, ma un tedesco può scegliere di venire a Cavallino Tre Porti proprio perché ci sono i fenicotteri. Poi dice vado in spiaggia e potrei andare benissimo nelle Marche, vado in spiaggia, potrei andare benissimo in Croazia, scelgo Cavallino e Tre Porti perché mi guardo anche i fenicotteri. Teniamo presente che la popolazione del nord i fenicotteri non li vede mai, perché è una specie interessante. Per cui la domanda è perfetta, diamo al fenicottero anche una valenza economica. Nessuno penserebbe di tagliare la Torre Eiffel. Certo. E allora quando sento dire spariamo ai fenicotteri, sì, valutiamo, vediamo i danni, ma teniamo presente che ha un valore. Quindi sì, vedere la cosa nel suo complesso, non solo l'aspetto limitato a... L'altro giorno ho sentito un'intervista in cui si valutavano i rischi finanziari che l'economia valuta, dove sicuramente ai primi posti oggi c'è un'insicurezza internazionale, le guerre, ma nei 10 problemi che l'economia finanziaria guarda, ci sono 5 argomenti che riguardano l'ambiente, per cui l'ambiente è direttamente collegato all'economia, allo sviluppo economico delle persone, e dobbiamo smetterla con questo luogo comune in cui chi protegge l'ambiente pare che sia un nemico delle attività economiche. No, ma esatto. Cioè, anzi, chi protegge l'ambiente è già avanti. Cioè, assolutamente. Come noi
come la nostra radio mongolfiera. Sicuramente possiamo dire che Radio Nostra non solo è una promotrice, secondo me, del territorio, ma assolutamente sempre sul pezzo, perché poi, parlo per me, ma anche altre cose che ho sentite, le interviste o gli argomenti vengono sempre affrontati a caldo. Per cui... certo. Non lo diciamo perché noi Alessandro lo paghiamo molto bene per farci dire queste cose bellissime. Sì, vabbè, mi hanno pagato prima. No, invece... Parlo dei fenicotteri, poi se volete che parlo bene di voi. No, invece potremmo lasciarci con un progetto che mi è venuto così adesso tra due piedi. Lanciamo un concorso sul nome veneziano del fenicottero, dialettale del fenicottero. Allora, tutto si può dire Gianluigi Bergamo, ma non che gli manchi la fantasia. No. Assolutamente, perché lo chiamerei Vulcano, bene? Però non faccio Vulbao. Sì, boh, ok. Vero, nessuno ha mai pensato il nome dialettale del fenicottero. In Italia ce n'è solo uno, che sono i sardi, io non so pronunciarlo in sardo, mi scusino i sardi che sono... Penso loro lo chiamano il popolo rosa, che mi pare che si chiama popolo arruio, o popolo, cioè, perché ha questo nome, ma perché? Perché in Sardegna è sempre stato presente e per cui quando si usava, certo, cioè si parlava dialetto, è evidente, così come qualsiasi pianta della laguna e qualsiasi animale della laguna ha un nome dialettale. Ecco. E quindi ecco, scriveteci con le proposte che poi le vagliamo. Portiamo in gita il vincitore a vedere i fenicotteri. Esatto. Questa può essere una buona idea. Tra l'altro, se riesce, penso che a febbraio io sto cercando di organizzare un po' di esperti e faremo una conferenza proprio a Cavallino Treporti sul fenicottero. Bello, perfetto. Se hai bisogno di una mano, siamo io qua. Parlerò in generale del fenicottero, le specie che ci sono nel mondo, che sono 6, come si riproduce, eccetera. Poi ci sarà una persona più specializzata in quelli di Cavallino Treporti che ci racconterà da dove vengono e che periodi ci sono. Va bene, ti aspettiamo naturalmente appuntamento qui per informare, comunicare. Appena abbiamo scelto la data, che sarà a febbraio, vi avvisiamo. Uno speciale fenicottero a Cavallino. Perfetto. Benissimo. E faremo anche uno special di Radio Nostra. Va bene. Ok. Grazie mille Alessandro. Buon viaggio, io scendo, calatemi la corda, scendo e voi continuate un buon viaggio. Va bene. Grazie. Grazie. Alla prossima, ciao. Saluti a tutti. Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me. Dormo ancora sola in questa stanza dove il buio e i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando poi sarà solo silenzio e freddo tra di noi. Superando i monti verso cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo è solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te. Tu solo sei l'amore, tu solo sei per me. Al mio fianco, dimmi che sarai solo per me, dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò
solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta, perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. Volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo è solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te. Tu solo sei l'amore, tu solo sei per me. Cosa non farò per amare, cosa non farò per te. Tu solo sei l'amore, tu solo sei per me. Cosa non farò per amare, cosa non farò per te. Tu solo sei l'amore, tu solo sei per me. Eccoci qua, l'amore non si spiega, cantata da Patti Scanfella con noi. Siamo arrivati verso la fine, però, Rossella, abbiamo sempre il nostro amico Sami, che non è stato inserito in scaletta, ma ci ha mandato il messaggio, non l'avevamo inserito perché ci ha mandato il messaggio mezz'ora prima dell'inizio del programma, no? Sì. E non sappiamo più tanto bene cosa rispondergli, a dire il vero, quando manda questi messaggi. E vabbè, ascoltiamo il valico di Rafah, che doveva essere aperto subito con la tregua, con l'accettazione della tregua. Ormai sono passati 3 mesi, è ancora chiuso. D'altronde nessuno sembra più ricordarsi neanche che Gaza esiste. E Poi stamane va bene. poi no, è stato abbattuto a A Gerusalemme. Gerusalemme Est, sì, è stata spianata. Adesso, insomma, sembra che gli abbia preso un po' la mano sta roba di spianare la sede dell'UNRWA, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, che per statuto ha il compito di occuparsi dei palestinesi, che ricordiamo sono profughi a casa loro dal 48. E quindi è stata spianata la sede, giusto per spiegare che non vogliono più saperne neanche di questa agenzia. Del Board of Peace sarà bene che ne parliamo magari quando si capisce qualcosa. Per il momento abbiamo saputo che per farne parte bisogna pagare 1 miliardo. Sembra che stiamo giocando un po' a Monopoli. Se non ci fossero le vite e le sofferenze di tante persone, si potrebbe anche un po' ridere, però Va vabbè, bene, ascoltiamo ascoltiamo Sami. Sami che ci ha mandato 2 messaggi, sono staccati, comunque sentiamo il primo. Situazione gravissima qui a Gaza, soprattutto con questo stagione di freddo, perché più da 50 anni mai abbiamo visto questo freddo polare che stiamo vivendo, situazione molto grave, soprattutto per la causa del freddo e del vento, perché durante queste ultime settimane c'è stato un freddo polare che anche un vento fortissimo, più da 105 all'ora, che ha fatto praticamente volare delle tende. Qui stiamo praticamente bruciando del freddo, soprattutto un freddo non mai abbiamo visto,
Poi diciamo che domani sarà l'anniversario di Trump, che è diventato un anno che nella sua campagna elettorale ha detto porterà la pace a Gaza, però lui non ha portato nessuna pace, non si vede pace, anche se c'è stato praticamente l'accordo di fermare, praticamente il cessato di fuoco quasi 100 giorni fa, però non c'è stato nemmeno questo, è stato rispettato da parte di Israele, e Israele continua a bombardare, continuano a ammazzare la popolazione, e la gente vive una drammatica situazione per tutte le cause, sia del freddo, dalla fame, della mancanza praticamente delle medicine. Oggi non trovo nemmeno il parsimone, praticamente nemmeno le medicine per la mal di testa o per il mal di denti, tutto quanto, perché non sta entrando proprio e niente medicina. Anche le organizzazioni internazionali, quelle che lavorano nel campo sanità, praticamente sono aperti, però non hanno la medicina da dare ai malati, perché non ci sono. Anche le organizzazioni internazionali della sanità non hanno praticamente i loro magazzini, niente, perché Israele vieta l'entrata di medicine, sobranchi, tutto. Qui manca tutto, mancano anche per fare fascette, le fasce praticamente per i feriti, tutto quanto. Poi ci sono problemi di carburanti, di gasolio, di tutto quanto, e anche il gas di cucina non sta proprio entrando, sta entrando pochissimo praticamente, che praticamente sono razionali, tu tocca praticamente ogni 3 mesi, praticamente te ne danno 8 kg di gas di cucina in 100 giorni, situazione molto molto miserabile, viviamo ancora la miseria, praticamente le disgrazie non finiscono mai. Qui dalla striscia di Gaza va una disgrazia, arriva un'altra, e situazioni proprio al collasso, e mancano coperte, mancano tutte le tende, praticamente tutto il materiale di alloggio, di riscaldamento, manca tutto, manca anche la vita qui a casa, perché proprio li stanno ammazzando, stiamo bruciando dal freddo, perché il freddo qui brucia, perché è un freddo di cane, come si dice, situazione molto grave qui a Gaza. Questo è il primo messaggio, adesso sentiamo il secondo. Vediamo se va. Ovviamente è stato anche creato questo comitato dalla pace, praticamente anche il comitato dalla nazionale della gestione della striscia di Gaza. Loro non hanno ancora il permesso per farle entrare qui a Gaza, perché il varco di Rafah continua a essere chiuso, e Israele non ce le permette a loro di entrare nemmeno praticamente per esercitare i loro poteri qui a Gaza. Israele voleva il caos, non voleva praticamente le cose vanno bene, anche perché sono quasi 100 giorni che sono passati da quando è stato fermato l'accordo di pace di Sharm el-Sheikh, però ancora Rafah chiuso e non ne stanno uscendo i malati, tutto quanto, e ci sono le liste lunghissime di malati che hanno bisogno di cure all'estero, ci sono quasi 15.930 persone che devono uscire, manca le medicine, il cibo, manca tutto. Ecco qua, abbiamo ascoltato i messaggi di Samia Abu Amar. Niente, che dire, aspettiamo il prossimo tra una settimana, ma il livello sarà lo stesso, se no sempre in forma peggiore. Il microfono spento, Rossella? Eccoti. Speriamo solo che il meteo sia un po' più clemente, perché comunque aiuti dalla comunità internazionale non ne arrivano. Adesso da marzo le organizzazioni umanitarie tipo Medici Senza Frontiere, Caritas, Save the Children, eccetera, dovranno lasciare Gaza, e quindi non si vede nessuna prospettiva decente, diciamo, nessuno spiraglio, non si vede niente.
È anche difficile rispondere alle persone con le quali siamo in contatto, che sono lì, che cercano di darsi anche da fare. C'è un senso molto forte di comunità, però sono molto provati tutti quanti ormai. Va bene. Va bene così. Tanto per chiudere questa puntata, il francobollo di oggi, di questa settimana, Bellissimo. proviene dalle isole. Aspetta, perché non lo vedo piccolissimo sullo schermo. Eccolo qua. Da Wallis e Futuna. Sono delle isole nell'Oceano Pacifico che sono posso dire per il momento sono della Francia. E anche questa è una delle tante cose sulle quali si potrebbe ridere, ma forse siamo incoscienti a ridere, dobbiamo invece cominciare a preoccuparci. Ecco, comunque il francobollo l'ho notato prima Sì. molto bello e serve a celebrare I 200 quanti anni, anni? i 200 anni dell'anniversario dell'invenzione della mongolfiera, sì, del circa, mi pare, 2005, mi pare, no? Che sia uscito questo francobollo, ma la prossima volta saremo più certi, andremo nel dettaglio. Nei 200 anni, nel 200° anniversario dell'invenzione della mongolfiera, sono usciti tanti francobolli da parte di tutti Ecco, gli stavo stati dove si pensando usa ancora il francobollo. e dove si trova ancora, perché Si prima trova. dicevamo che è un po' fatica ormai, si fa fatica a trovare i francobolli. Stavo pensando che sarebbe carino se c'è qualche appassionato di filatelia in ascolto, ecco, potremmo dedicare una chiacchierata anche ai francobolli. Sì, io ho chiesto E un'intervista al direttore generale delle poste filateliche nazionali, però non ci ha ancora risposto. Speriamo. ma pensa a te. Speriamo, vediamo se riusciamo ad averlo ai nostri microfoni. Sigla finale? E Sì, sigla dicevi? finale. Sì, siamo andati lunghi anche questa volta, Avete ma ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, Le a cura di Olimpiadi sono Radio una cosa Nostra, in importante, studio bisogna Rossella, parlarne. Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo. ecco, a martedì prossimo. E martedì prossimo abbiamo la scaletta? No, ma non lo diciamo. Vi Ma lasciamo. quando mai? Vi lasciamo. E poi in una settimana possono succedere un sacco di cose. Esatto. E noi vogliamo essere sul pezzo. Noi lanciamo sempre qualcuno dagli Stati Uniti che vuole parlarci di com'è la vita in questo periodo lì negli Stati Uniti, visto che è difficile trovare persone che parlino. Purtroppo. Un po' grama quanto si legge nei reportage, per esempio da Minneapolis. Pare che la gente stia chiusa dentro e le persone di colore preferiscono starsene a casa, molti bambini non vengono mandati a scuola perché hanno paura delle retate. E i bianchi sono un po' più tranquilli, ma come abbiamo visto la settimana scorsa con l'assassinio in diretta di quella signora, anche se si è bianchi e biondi, comunque non è detto che le cose vadano lisce. Quindi a Minneapolis, per esempio, la situazione è grama. Bene, Detto questo, la sigla sta sgocciolando, è lì con i titoli finali. Ricordo, se avete un'idea di come chiamare il fenicottero in lingua veneziana veneta, siamo qui. A martedì prossimo. Ciao a tutti. ciao a tutti.